qui della pallamano Cellini Padova, che ospiterà Mezzocolona. Nesrin, così viene chiamata. Ecco proprio lei in possesso di palla, gran finta, grande scorrimento, penetrazione, palla sul primo palo, che però adesso ancora intercettare, buona palla sulla destra, poi Gislimberti col destro, la schiaccia lì. Cose di penetrare, di andare al rigore, occhio al passivo, primo passivo di giornata per andare Campestrini, che buca d'angolo che ha trovato Campestrini. Dice molto interessante, lei che come Gislimberti ha fatto tante giovanili, lo sta facendo con una grande pulizia, e poi questa è la pulizia di tiro clamorosa di Bevelyn Guerrua, forzato, palla alta, difesa palla si è chiusa bene, occhio adesso agli spazi che può trovare con Vanessa Giogap, palla verso il Bevelyn Guerrua che correva come un treno. Questa è l'intesa dei due terzini di Padova, prima volta che riesce a gestire bene queste situazioni, passiva e poi la conclusione fermata da Sonia Nabulele. Ci ha provato Gislimberti, occhio alla ripartenza veloce di Padova con Gislimberti che è lenta a tornare, Vanessa Giogap può andare, Aimer, c'era la palla che verso l'ala, si preferisce andare da Barresi, che è parata, Razzica! Gislimberti non trova più spazio, ancora Campestrini per andare l'uno contro uno, l'ha rubata, ma anzi no, sì ce l'ha rubata, Vanessa Giogap, 1 contro 0, Vanessa Giogap! Ma attenzione perché Mezzocolona sta perdendo tempo, c'è passivo, Campestrini, che palla, Gislimberti è paratissima! Che parata di Sonia Nabulele! E già Padova, vediamo cosa farà Mezzocolona che fino adesso è sempre riuscita a portarsi in vantaggio. Subito Campestrini, buca la porta, buca le mani di tutte. Occhio alla rimessa di Meneghini, Vanessa Giogap litiga un po' con la palla, poi buona palla verso Aimer, che parata! Clamorosa! Razzica! C'è la possibilità per Padova di andare avanti, c'è un buco enorme per Karel Giogap che sfonda la porta. Si è andata a un briciolo dal pareggio anche in quel caso con Gislimberti, aveva sbagliato il rigore finale, ma attenzione al contropiede di Meneghini che è velocissima, Giorgia Meneghini, ancora Niki Razzica, finta, altra parata, le sta prendendo tutte le sta prendendo Razzica. Gislimberti è fuori e sono anche in inferiorità numerica, adesso si può provare a tirare, occhio a Megirlando, 1 contro 1, palla dietro, virata, Faig, e finisce il primo tempo, 13-11, Mezzocolona che porta a casa il bottino massimo. Karel, Vanessa, con il talento, con la forza, con l'equilibrio, Vanessa Giogap. Però occhio a Mezzocolona che è vantaggio numerico, può sfondare, lo prova, il tiro, Campestrini non si ferma più. No, così quest'oggi, Campestrini, Gislimberti, prova il tiro basso, non ci arriva Martina Brock, Gislimberti ci mette un'altra pezza, Aimer, Nesrin prova ad andare, Prela, c'è spazio anche l'ala, ma Prela preferisce andare tutta da sola. Perché quello di prima di Campestrini, bellissimo tiro, non è stata una grande costruzione come invece è questo di Barresi che pian piano sta trovando l'intesa con Prela. Occhio a Meneghini che può partire in contropiede, pallonetto dove ha battuto Padova ancora, che poi sta diventando una bestia nera, un fantasma proprio Mezzocolona, ma Gislimberti ancora una volta, basta che si alza e spara. Questo è stato un gol anche troppo facile, Aimer prova a correre, Aimer bloccato in ogni modo e gol! Così veloce, con così ritmo, si prova a cercare, bello l'intercetto di Bevelyn Guerrua, che poi trova bene Karel, che ha tantissimo spazio, 1 contro 0, Karel Giogap ad essere in campo. Meneghini, grande incursione, Giorgia Meneghini, e preferisce andare da Campestrini che poi prova a sparare, un'altra conclusione, ogni volta che tira va dentro. Anche la palla di là, buona palla dietro, si può provare il passaggio, poi Faigo, conclusione, entra ancora. Bisogna rischiare, un pareggio forse è troppo poco. Enguerrua, si cerca spazio, Vanessa Giogap! Stiamo rivivendo la stessa partita della regular season dell'anno scorso qui al Pallafarfalle, identica, palla verso il primo, gran difesa di Vanessa Giogap, 3 secondi, 1 secondo, si deve tirare la finta, conclusione, palla fuori, no, time out, 2 minuti? Ma il tempo è anche scaduto, si confrontano gli arbitri, importantissima questa, rosso, ed è anche tiro di rigore, Gislimberti contro Nabulele, identica situazione dell'anno scorso, 30-29, l'anno scorso finì al palo Gislimberti, forse la rivincita che voleva, l'occasione che rivoleva. Aurora Gislimberti, rete! Mezzocolona in festa, primo punto per la loro stagione, la rivincita di Aurora Gislimberti è riservita.